Che siamo esseri immortali, caduti nelle tenebre. Era il luglio del 2017 quando Franco Battiato, in una delle sue ultime esibizioni, emozionò il pubblico di Suoni di Marca sulle mura con la sua voce, il suo sguardo, la sua poesia. Solo 5 mesi prima l'artista catanese, morto all'età di 76 anni, era venuto nel Trevigiano per partecipare a Castelfranco ai funerali del compositore e violinista Giusto Pio. Era già ammalato Battiato, ma l'amico fraterno l'aveva voluto accompagnare fino alla fine. Era stato quell'incontro quasi casuale con Giusto Pio alla fine degli anni 70 a spingerlo a nuove esperienze, a intrecciare la musica colta, sperimentale con il pop. Che volevo prendere lezioni di violino. Lui contattò Pio e qua disse no, con un sacco di impegni, non è possibile, eccetera, eccetera. E so per vie traverse che Giulietta e Stefano, cioè i suoi figli, gli hanno detto papà, ma questo ha fatto dischi, è famoso, prendilo. A collegarlo con la marca anche la collaborazione con Marco Goldin, curatore di alcune delle mostre d'arte più di successo del Nord-Est negli ultimi decenni. Nel 2014, in occasione della mostra a Bologna, in cui Linea d'Ombra aveva portato La ragazza con l'orecchino di perla, Goldin era volato a Milo, a casa del cantante ed autore, per chiedergli di musicare uno spettacolo teatrale collegato a quell'evento e lo aveva voluto a Santa Caterina, a Treviso, al concerto inaugurale della mostra sulla storia dell'impressionismo. Ricordi veramente molto belli e poi ci siamo rivisti ancora, anche così nei momenti in cui lui stava già male, ancora nella sua casa lì a Milo in Sicilia. Insomma, un bel rapporto durato 10 anni. L'artista è poi l'uomo dalle 1000 sfaccettature. Faceva un sacco di imitazioni, veramente ti scompisciavi dal ridere stando con lui, era una persona di una piacevolezza incredibile. E sono quelle persone che sono ovviamente rarissime dato il livello della sua intelligenza, ma sono quelle persone che tu credo sogni di incontrare per tutta la vita. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.